Amo, porca. Amo, ti posso dire una cosa, ma la gamba non la riuscivo a muovere. Ma io in tutto questo, io stavo per fatti miei, non volevo prenderla la moto. Mi hai mandato il bacetto, almeno dimmi come ti chiami. Se permetti, credo che dirò anche io qualcosa. Cioè, mentre ti guarda con una mano, un piede a terra, che ti manda un bacio, che capita Sì, tutto. magari. Già 10 su 10. È uno spoiler bello pesante. Ieri lei? ci siamo fatti 4 marce su una ruota con l'R1 e abbiamo fatto una curva. Vai, mo che ti vedi? Tu cammina. Ha sculato. No, culetto via. Fra. Pericolo. Parla tu, no io. No, no. Bella a tutti ragazzi. Benvenuti in questo nuovo video. Sono Valentino Pezzi. Bella a tutti e bentornati sul canale. Oggi siamo in una nuova live per reagire a cose un po' particolari. C'è Gianluca con noi, Francesca, Giovanna. C'è Emanuele. Guarda, abbiamo anche lo staff, ragazzi. C'ha la pistola, non si vede bene, però ce l'ha. Puoi aumentare le tue entrate senza sforzi? Di addio a guru e truffe. Già ne abbiamo parlato in altri miei video, oggi vi parlo di YouHodler. YouHodler ha tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare con le cripto. In più vi fa fare anche un po' di soldini. Quest'app ha diversi servizi straordinari. Uno di questo è il Cloud Miner. Semplicemente puoi guadagnare Bitcoin eseguendo dei semplici passaggi che ti permettono di attivare questi blocchi e avviare il mining. Pensalo come un gioco a blocchi, tipo un nido d'ape. E per iniziare a guadagnare soldi basta fare clic su questi blocchi. È qui che avviene la magia, grazie a qualcosa chiamato scintilla o sparks in inglese. Le scintille sono come poteri speciali che ti aiutano ad attivare un blocco e iniziare l'estrazione. Ad esempio, ci vogliono 6 ore a livello 1 e solo un'ora a livello 8. Quando inizi come nuovo utente, sei a livello 1, noto come newbie, con 2 blocchi con cui lavorare. Per darti un'idea, a livello 3, chiamato Jump Start, ottieni 4 blocchi e il mining è 2 ore più veloce rispetto al livello 1. Il segreto per raggiungere il livello 3? Semplicemente basta aprire una posizione in multi-hold e utilizzare lo strumento di trading della piattaforma. Inoltre, ogni volta che sali di livello ricevi delle scintille in omaggio. Per esempio, al livello 3 riceverai 30 Sparks in omaggio. Registrati con il mio codice Pezzi e potrai ottenere un bonus di benvenuto fino a $10.000 per il deposito ed il primo trade in multi-hold. Quindi ragazzi, non perdete questa occasione. Segui il collegamento in descrizione per scaricare YouHodler e utilizza il mio codice promozionale per ottenere il bonus. Aiù, stasera dobbiamo reagire a un video molto divertente e ho portato anche le dirette interessate. Credo di aver capito di che video parli. Sì. Ma un po' tutti, secondo me. Un video divertentissimo, dai, vero? Hashtag io c'ero. Io mi diverto, io devo giocare con questo. Ehi, sai, a me questo è come l'SH, mi serve per allenamento. È fredda! No! No! Porca vacca! Io non c'ero qua. Non è caduto, che io pensavo che la mia smart fosse caduta, ti ricordi? Che facevo vicino a te. Quando tutti quanti Sì, perché io sono l'ho andati parcheggiata. vicino, Esatto, no! perché l'ho parcheggiata in un punto dove praticamente c'era il burrone a fianco. E facevo vicino a lei. Facevo. Woman, no, me la dovevi appoggiare. Me la Non dovevi avevo capito. E l'hai appoggiare. fatto troppo. Me la dovevi appoggiare. Valentino, No, Valentino. Women. Come fai a pensare che cade? No, perché l'hanno messa in bilico. Proprio al- Passante falsi dai. Io facevo, immagina se cado la macchina. Immagina se cado io. Si è fatto nulla di grave alla fine, ma io semplicemente se ha bottato al ginocchio. Però ha detto forse se lui che ho fatto il gioco a calcio devo operare al menisco. Per dare sempre un po' di contesto e farvi capire anche a voi cosa è successo. C'è questo ragazzo che è un carabiniere che mi segue e in particolare ci sta andando a fare delle riprese su questo stradone e quindi era diciamo tutto eseguito, doveva essere in sicurezza, dovevamo fare 2 o 3 clip tranquille. Vabbè, è capitato quello che è successo e adesso viene la parte bella perché si stava facendo casino. Mi stava chiamando l'ambulanza semplicemente. Fate spostare le moto perché sennò chiamano i carabinieri. Bellissimo che carabiniere lo diceva. Sul momento, no? Non lo sapevo. Infatti 2 secondi di silenzio e poi dico Bellissimo che carabiniere lo diceva. Ah? Peppe che mi accusava sei sempre Ma tu. mica se sempre. Ma perché se sempre io? Ma Ma io in tutto questo io stavo per fatti miei, non volevo prenderla la moto. Questo mi ha azzeccato, dovevamo fare le riprese. Tutti gli altri volevano fare i video e mi sono menato dentro anche io. Amo, ti posso dire una cosa, ma la gamba non la riuscivo a muovere. La gamba muovola un attimo. Muovola che la lei destra, mu. Allora, ragazzi, aspettate. In poche parole, lui si è un attimo impanicato proprio perché c'era anche questa persona, questo ragazzo che era carabiniere, ha detto non ti muovere
muovere, resta fermo. Quando succede un incidente è meglio magari non muoversi, ed è giustissimo. Però qua stiamo parlando che non è un incidente, voglio. Cioè semplicemente ha appoggiato la moto ed è caduto col ginocchio. Cioè è una velocità talmente irrisoria quando viene sfrizionata quella cosa, perché sennò non si alza. Cioè quindi per alzarsi così o era a 4 o a 5 a 10 km orari, e 10 km orari stai semplicemente staccando la frizione, cioè sei fermo. Sulla bici se provi ad impennare impenni più veloce, e l'ho visto con persone che sanno impennare, non riescono a stare piano quanto sto piano io con l'MSX per impennarlo. Quindi il punto è quello, semplicemente si è lasciato prendere dal panico e si è immobilizzato lui stesso col cervello, la gamba, perché poi alla fine si è alzato e riusciva a muoversi tranquillamente. Ha scritto Salvatore prima, ha detto: comunque io in questa situazione esatta con 50 persone intorno mi alzerei pure con un piede rotto, giusto per sviare la pressione sociale. Bello, vero, ci sta. Per evitare la figura di me, per farla in breve, dai. Sto bene, non è successo nulla. Sto bene, si alza, boom. Da cingalo su carro di 50 voti quella cosa, non mi rampannare. Infatti vamo lo piega. Amo, sei una bomba, fra. Sei una ti hai pigliato sul volo. Sei in aereo. Sei in aereo, perché sei in aereo? Lanciare! Ma io mi passo un banana, preparate tutto quanto che in mano così. Ce la faccio. Vai. Allora devo fare io, aspetta, quanti? Metto da sotto, Mannaggia. Mannaggia, come fallo? Basta, buoni! Buoni! Portalo proprio, sto facendo niente. Chiamate la polizia! Ah no! Vale, vedi che la moto stava perdendo benzina. No, ma perde olio normale, a me ogni volta che la impenno la fermo, guarda, a me sta gocciolando olio pure a me. Che ansia, zio. Mamma mia, oh. Dio mio, basta. Il problema sai cos'è? Che appena la tieni impennata va l'olio nel filtro dell'airbox e te lo piscia dall'airbox. Coglioni, la onda, che cosa fa? Valentina, puoi rivedercelo? Urina olio. Lo sapevo. Urina olio. Ma la puoi provare? Cosa? La CB2? Sì. Dammela, vediamo, se è come quella dei brasiliani, Mi fai schienare? Basta, non ti schieni. No, il freno è buono. No. No, se il freno non è buono non mi metto, veramente, serio. No, devi provare, non lo so. Vai, ma proviamo, È un po' perché a tamburo. Sai cos'è un freno a tamburo? Quando lo premi fa... No, è così. Davvero? Va a tempo con la velocità che stai andando. Non ho capito. Stai facendo contenuto? Ragazzi, voglio ricordarvi che chi è iscritto al mio canale, se è iscritto anche a quello di Covas, può anche disiscriversi dal mio canale. Sto registrando. Non è vero, Covas, ti voglio bene, sto scherzando. Bacioni per Covas. Wow, ma che bella sta cosa! Voglio una bicicletta sta cosa! Il problema è che affoga nel momento in cui la sfrizioni. C'è un po' più di potenza, c'ha le mappe sti cosa. Ma seriamente c'ha le mappe? C'è l'eco mode. C'ha la mappa, cioè c'ha la mappa eco. Non è che la mia moto ha una mappa. A te ti esce scritto eco sopra lo coso quando vai piano. Sì, però poi accelero e si... No, aspetta. Non lo so, sinceramente mi ha detto sta cosa. Non la sapevo, infatti lo dico, e se è una stata mi hanno detto. Sono aggiornati i brasiliani, hanno pure le mappe, cioè. Prova un po' di più. Du grau. Modalità du grau. Pure che sei brasiliano. Ma infatti lo devo proprio. Brasiliano, modalità brasiliano. Alle piedi. Te lo giuro, Ti insegno il trucco degli indiani. questi degli indiani. Non lo fare tanto perché si scassa la frizione. Ah, ok. Metti la neutra, dai gas, butti di forza la prima e si alza. Ah, bene. Falla così che si alza tanto. Non ci tengo. Ma sei caduto sulla destra tu, eh? Si vede per provare la tecnica degli indiani. Molto probabile. Sei caduto sulla Sono destra. venuti in faccia con una. La moto tende tanto. Mi ero dimenticato di questo particolare, Non ho mi sentito, che ha dispiace. detto? Mi ha preso una macchina in faccia. No! Tantissimo a destra, credi? È che c'è la forcella storta. Tende tantissimo a destra. Nel momento in cui la moto alzare a fermo me ne rendo conto subito che la moto guarda, va. Cioè va proprio a destra, va. Si alza, la devi alzare un po' di forza, ma si alza, cioè di seconda ti parlo, Amo. La motocicletta la mettiamo in due. Poi ha sabbato, L'altra volta come facemmo l'applauso? Era l'applauso. Oh, quella è una bicicletta. Ma se Ah, ok. Era la parte principale, tutto quello che è successo adesso dobbiamo spiegare tutto quello. È successo, la Mamma mia. Allora, in questo momento stavamo parlando di capire di come dovevamo organizzarci. Valentino, se permetti, credo che dirò anche io qualcosa. Cioè? Non mi ricordo, ma credo che dirò anche io qualcosa.
Qui ragazzi io mi distraggo, non si nota dal casco, giustamente, ma c'avevo lo sguardo perso e ve ne accorgete da come ci gira Manuele perché cercava, capiva, cercava di è lei. È un asine! Madonna mia! L'ho notata prima ancora. tutto ciò. No! Te non No, sai, era fare. io già l'avevo detto. Lui già me l'aveva detto. Ah, quello che da qua aveva iniziato tutto. Io adesso Ma ha sentito un asine? Che è? Ma ha sentito che io sapevo che era un asino bello, sapevo se stesso, sa. sapevi, mi hai sentito che ho detto No, una io sì. non ho sentito cosa, ho sentito solamente che stavate parlando. Vabbè, quella ha iniziato a urlare come forse è nato. L'ha detto in Non faccia, ho era sen- fare No, non ho sentito cosa, te lo giuro. Ma c'è stato il primo che qua, io non qua, ho no, colto. no, tu qua non stavi guardando. No, non ti Fate stavo un bel guardando. C'era Giovanna. No, ho guardato io, infatti ho detto ma che sta facendo questo? Perché non mi sono concentrata sul bacio che tu hai mandato, mi stavo concentrato che tu avevi un piede a terra e stavi su una ruota e ho detto guarda questo. Siamo tutti noi ragazzi che veniamo, Chi è con la macchina qua? Viene, ma. Specifichiamolo, perché sennò ci sono sempre le Che sul lago chiunque passa, su tutte le persone che entrano e escono dal bar principalmente, perché non è più una zona di passaggio ormai, ragazzi, hanno riaperto un'altra strada e nessuno ci passa su sto lago, perché sto lago alla fine sta solo sto bar. Oh, qua ero fermo, si può dire, vero? Yeah. Stavi a 6 o 7 km/h, non di più. Vai uomo! Ho girato su. Mi hai mandato il bacetto, almeno dimmi come ti chiami. Io stavo imparando. Ma no! Che vuole questo? No, io impazzita. No, io che stavo male. No. Tu giustamente sei giustificato, hai detto tu mi hai mandato il bacino. Avevi ragione. Io te l'ho mandato prima, però tu l'hai ricambiato. Però me l'hai mandato tu adesso. Decidete, via tutte e due. Volevo sapere il tuo nome, oh. Francesca, piacere, Valentino. Allora, ormai questo video risale a mesetto fa quasi, eh? Sì, siamo molto più in confidenza tutti quanti, per questo c'è questo rapporto. Sì, volete uscire in questo video? No, non esiste proprio. Non volevano uscire nel Non video. esiste proprio. Però stiamo in live. E usciranno anche sul video di YouTube. Non ti senti sicura, no? Non puoi. Sei fidanzata? No, non sono fidanzata. No, vabbè, io ti censuro, ti posso censurare? No. Sei girato per l'istinto primordiale. Ti posso censurare? Allora lei in realtà si vorrebbe andare a fare il giro con la moto. Lei è la prima in realtà. No, io ora attualmente non mi no, Vabbè, pure tu non puoi. Non ha il vestiario adatto. quando dopo noi siamo, cioè ce ne siamo andate, si è fermata dove sta qualcosa di eventi, cioè lei si voleva fermare e tornare indietro perché ha detto no ma io voglio fare un giro sulla moto, devo avere proprio. Stava tornando indietro. Me ne è andata così. Hai provato la 09, hai provato l'MSX. Ragazzi, lei è. Poi? Aspetta, è lei. No, non voleva uscire nel video. Però guardate cosa fa. Quindi per questo gli credo al fatto che voleva tornare indietro per fare il giro. Cosa ti ha colpito? Valente hai trovato l'anima gemella, Magrino. La testa voglio è malata, non è che siamo su un buon livello, stesso livello di pazzia. Sono maletti. Allora, l'urica. è uno spoiler bello pesante. Ieri maletti. ci siamo fatti 4 marce su una ruota con l'R1 e abbiamo fatto una curva. Buona parte di una curva, cioè una curva bella grande. Tutto a posto. Tu c'eri, Tu c'eri, eri presente? lei era dietro, tutto controllato, quello è il punto. Mamma mia, c'ha 300 km. Uno, due, tre. Non lei, è 300 km la moto. Che sia chiaro. Cosa ti ha colpito di più? L'impennata o la situazione? No, è il mix. Il mix. Tutto insieme. Io di La- solito la- Cioè, la moto vedi di un una nano. persona- la moto piccola, una persona che impenna mentre ti guarda con una mano, un piede a terra, che ti manda un bacio, penso che capita tutti i giorni. Allora ragazzi, la tecnica. Porca vacca, La sfondo tecnica, tutto. bom. La tecnica è quella allora. Guarda tecnica. Dovete imparare ad impennare piano con una mano, dovete guardarle e mandargli i baci. I baci. Vabbè, i I piaci. piaci e smascellare, quello può incrementare nella simpatia. La simpatia un po' aiuta, questo che Voto magari. già 10 su 10. Ma chi l'ha scritto? Mm. Ah no, tu che L'ho dai. detto io. Ah, vedi, oh, 10 su 10, ragazzi. Ah, io già imparare a favorire.
Mi manca il one end a me, lo sai. Il one hand è importante. Io voglio provarla a fare sull'R1 adesso, perché è molto più No, te lo giuro. Keep calm. Lo so che è stabilissima, No, raga. è più sicuro farlo lì che sull'MT09. Perché vi state tenendo per mano sotto il tavolo tu, Emanuele? Non ho capito. Perché sulla 09 hai le mani larghe e non hai presa sul serbatoio. Sì, là vedo il Sull'R1 manubrio. stai chiuso. Quello La mano senza lo è giri. talmente stretta Esatto. che tu, cioè il controllo lo riesci a tenere. La Sì. moto non è larga. Faremo il corso nella scuola come corteggiare le donne. Ma quanta gente sta in quello studio? Si mi sento ottenuto con tutti i bambini, non vale. Si mi sento ottenuto. 7. Sette, ottenuto, ma sta mamma là. Mamma Pezzi non è venuto a salutare. Mamma! Buonasera, un bacio a tutti. E qua me la sono giocata così. Perché loro avevano detto il giro in moto. Quindi la cosa poteva finire anche benissimamente lì. Ci vediamo la prossima volta. Non puoi. Io ho perso anche il cellulare, credo. Dammi Instagram, così ci organizziamo. Yeah. E sai, sabato prossimo veniamo, no? No, sabato prossimo con Così, me. così ti porto a fare il giro. Vabbè, quindi allora ci organizziamo per il giro in moto. Quando vuoi. Va benissimo. Pure dopo. No, con questa è piccolina. Questa è per allenamento. Questo è per... Per allenarsi, per fare gli show, dai, questo è per divertirsi. Consapevole che non eri consapevole ancora che realmente era una ragazza che sarebbe venuta su motociclette che veramente fanno paura. È veramente, no, ma infatti. Veramente pensava che era una bicicletta. Ragazzi, mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Un bacio. Oh, così si fanno le postegge, ragazzi, all'MSX. E poi in tutto questo, vuoi sapere una cosa? Io lo sai quando ho visto la prima volta l'R1M? Questa mattina. E me la sono ritrovata lì, che ancora non l'avevo mai vista. E lì è nata il tutto, la compro, non la compro, il 3 febbraio. Oh, l'MSX fa fare le postegge, grande MSX! Grande MSX! Guardala come ride! È come se la rideva lei! Wow, l'MSX che li dove? Ci rimanevo pure io. Ha lasciato Ma subito, ci ha macchiato l'Instagram. È bellissima sta parte. Senti questa parte. Vai a fuggire ma fa una cetta e fai, vai a fuggire, sciù. Che lì da casa passato, che le luette belle, una sina bella, ci fa male. Subito. Ma che fa? Oh, fra, tu sei sfidanzato. Fammi l'otto spot perché c'è il profilo. Mi fa un attimo l'otto spot, fratello, è importante, è una ragione di festa o di morte. Poverina! Questa parte non la sapevamo. Che cosa bella registrare tutto. E mi sto pigliando una coppa Instagram, ma ricordo perché tengo a capire. Diciamo che mi sto rovinando un po' la posteggia in questo momento. Sto perdendo punti e li sto riacquistando. Non fa niente. Meno male. Vabbè, Sì, andate, ma hai andate. 10 volte. Perché? Un bello nasino, fra, a me mi è piaciuto subito un nasino. Da cittro primo momento era un bello nasino. Sì. Era un bello nasino. Che hai detto? Non ho capito. Semplicemente sto continuando a dire è un bello nasino, è un bello nasino. Cioè ci facciamo i E versi io che ho come detto là? gli ebiti e le scimmie. Vabbè, qua Ciao Salvatore. diciamo capitalismo. che ritorna un po' la normalità in questo momento. Sei pronto a impennare? Com'è bello. Papà non è tanto... Il casco per il signorino? Subito, protetto, vai, leva il cappellino. Siamo a Ravina Giostro, tu metti protezione e io faccio stunt. Ecco, fatico per te. No, andiamo insieme. Il percorso è troppo lungo, un business fallite. Però tu sei un personaggio. Like life, bro. Like life. Like life. Mettiti attaccato sotto a me, bravo, metti bene i piedi sulle pedalini e adesso ci facciamo tutto la ricrea impennando, sei pronto? Sei pronto ad impennare? Dopo Gianluca prova a fare quello che hai fatto, tu non ci riesci. La cosa. Ci riesci? Ma Gianluca, lo sai cifra. da quanto tempo ci stiamo provando insieme? Non si Perché sente, no, perché lui non si perché butta metto con la donna a storto. terra. No, ma tu non ti butti con la donna a terra, già lui chiedi una panza, fra. Lei è allenata. Ma Oh, che grande. Con la sedia a rotelle, dite. Bello, voglio, la passione non molla mai. Quella è la cosa. io lo sai quando mi sono emozionato? Quando ho visto che quella dietro camminava normale e la sedia era per lui. Oh, vogliono fare il giro sulla giostra, io lo porto a fare. Dobbiamo aprire la scuola. Mi vuoi fare un video, gli scrivi e dici Borrelli, ma quando ce la fai aprire sta scuola? Sul lago qua, la vuole salire? Come se però lo Se la sapessi. salgo io. Davide, se stai guardando questa live o guarderai l'estratto su YouTube, Davide, sei un parac***o.
Perché tu hai fatto tutto ciò perché ti scocciavi di salire tu la moto là sopra da Arianna. Ma te la salgo io! Ma te la salgo io! Dammi un secondo, devo impennare con sto scazzo dietro. Come sei bello, dai. Il piede di Gianluca c'è un po'. Sto 44 avanti così. Vai! Vai che si sta spegnendo! Cioè stava andando talmente piano pur di fargliela toccare. Tu invece ti buttavi dietro e andavi Ma è tranquillissimo. stata una Oh! capito? Che ti viene e che ti scocci stare là dietro senza fare niente. No, la capì? prossima volta vi devo proprio Almeno vuoi stendere. fare qualcosa anche La tu. prossima volta No, poi mi devo facciamo stesi. stendere. Casco e braccia, Sì. proprio brasiliano proprio. Oh, stesa così. Sì, no, bello. Ma sei sì. pure più comodo. Tu consideri come stavo Perché come stava, lei stava- Avevo i muscoli in tensione. Cioè aveva tutto in Era tensione. Se si rilassa mi fa stare a me più tranquillo in impennata sto e proprio- lei sta rilassata con la terra così. E il casco struscia. Lanciare, guarda qua il mio coraggio. Moto con pochissimi chilometri di una mia amica. Quando è pedato? Non è mia, non me la sei. Dopo te la scendo io. Io urlo stricchi. E infatti guarda qua cosa facciamo tutti e due. Fermo, basta. 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 Headshot. Arriva il momento in cui ti devi fermare. Aiuto, È la alla parte fine più bella di quando me ne torno dalla Nigri. sta bene, le messe X sta qua, non è successo nulla, si è fatto semplicemente male il ginocchio, con queste cose si cade a fermo e guardate un po' che tramonto. Che spettacolo, voglio. Che spettacolo, per questo amo la Nigri. Era bellissimo. C'era un cielo spettacolare C'erano proprio. quelle Per questi ritorni a casa in moto, per godermi questa vista e sentire proprio il bisogno di vivere questi paesaggi ovunque nel mondo. Bello. Queste sono le moto, ragazzi. Queste sono le moto. Porca vacca, che bello. Mamma mia. Ma giù, Come se seriamente. fosse. Ma quanto è fiera qua. Ma guardate la faccia, va! Vogliamo vedere la reazione di mamma. Vai, la mettiamo subito, È vero, ragazzi. non l'ho messa più. Qua ci sta pure il nostro Agnano, eh. Vi faccio vedere un po' di spoiler, Mamma mia. ragazzi, oggi. Wow, mo che ti vedi? Per farti capire qua, col traction a 3 è tutto. In terza a 130 Tu cammina. Ha sculato. Andavo col culetto via. Fra... Pericoloso. Ma come fanno a guidare queste cose? Ma mamma, Sì, voglio- lo sai, cioè 200, cioè non ho lasciato stare ma il contesto sia 200 meno, non è questo il punto. Sono un ragazzo maturo. al Sono momento velocità fa che accelerata manteniva così, ancora con la la faccio 09. che a 09, ma no, ma guardatevi questa parte, perché allora io arrivo, questa è la bandiera di mia mamma, questa è la moto di un cliente. Che ne pensi? Bellissima ragazzi, ciao! Aspettate che la spuzzata ci vuole. Va, butto, faccio bagno, fammi un bagno proprio. Proprio un culo me la mi sta benedicendo. No, ma acqua santa al c***o, no, mi è addosso a me. Sì, a tutti quanti. Auguri. Ti piace? Bella. Aspetta, sto facendo una cosa. Ho visto il cliente, aspetta, C'è la parte. È sua quella dietro. Vabbè, può capire allora, ti può capire. il bello è questo. Ma fornì. Quella del cliente. No, Ci hai fatto qua, ma chi le si sta citando una faccia? È un cliente quello di mia mamma. Capite da chi ho preso? Ma che stai facendo? Oh! Mamma, sei pazza! L'ho fatto così. Un cliente, signor mamma, ti ho infuso tutta già. Te la lavo sempre a me. Che dire ragazzi, ci salutiamo così che sono le 11:30 di sera. Vai giù. Un bacione a tutti quanti. Vai. If you know, in Tokyo, if you see it, can you mean it, can you know you want to go fast and furious? Fast and furious! Possiamo chiudere. Ragazzoli, buonanotte. Noi ci becchiamo domani alle 13:30 che sul canale o alle 14 uscirà il video di Palermo. Finalmente YouTube ha deciso di sbloccarmelo dopo un po' di esaurimento. Se voi state guardando il video su YouTube vi lascio la i qua in alto. Dove sta? Dove? Qua. La i qua in alto se ve lo siete persi. Noi ci becchiamo lunedì alla prossima live. Un bacione forte. Ciao.